Concludiamo con la relazione del poeta Nino Barone. Nino, vedi di metterti più vicino al microfono perché si sentiva un poco distante. A te la parola. Ok. Mi sentite tutti bene? Sì, perfetto. Allora, buonasera a tutti, benvenuti. Mi associo ai ringraziamenti di Peppe Gerbino. Io ovviamente, visto che ormai siamo all'ora di cena, comincio il mio discorso parlando di cibo, così magari ci sediamo a tavola a cena un pochino con l'appetito più, diciamo, consistente. Allora, la mia relazione si intitola Parole, suoni e significati nella vita sociale di un siciliano. Spero che quello che dirò, diciamo, in questa relazione e diciamo gli amici calabresi e salentini possano un attimino riconoscersi, ma io credo di sì, perché oltre alla lingua in cui abbiamo tantissimi punti di contatto, abbiamo in contatto anche una cultura, diciamo, molto simile, una storia molto simile. Il siciliano e il cibo costituiscono un tutt'uno indissolubile. Ogni azione, a partire dal risveglio mattutino, sembra essere legata fortemente al mangiare. In Sicilia il mangiare assume connotati diversi rispetto al resto del mondo. Infatti si preferisce spesso il termine pistiare, con una sfumatura più volgare, in cui si intende mangiare voracemente, ossia abbuffarsi. Il siciliano, ancora prima di fare colazione, proietta già il suo pensiero al pranzo. In questi frangenti è consuetudine chiedere alla consorte: chi si mangia stiorno? La replica non si fa attendere, ma non è risolutrice. A una domanda ne segue un'altra: tu che vuoi mangiare stiorno? La pietanza che si consumerà sarà il frutto di un compromesso tra le parti, un contratto verbale che, in quanto tale, potrà essere soggetto a variazioni. Le eventuali variazioni favoriscono quasi sempre la consorte che domina la scena culinaria, dove il mangiare rappresenta un vero e proprio rito sacro. Togliete tutto a un siciliano tranne la stigliola, il panino cameusa, lo sfincione, l'arancine, le panelle, o pane cunzato, cibi per lo più di strada che occupano i primi posti in classifica nelle preferenze sicule. Anche il consumo di pasta raggiunge quote elevate presso le famiglie siciliane, cucinata quasi sempre a pranzo, mentre per la cena si predilige un bel secondo ricco di proteine, ossia di sostanza, oltre che l'immancabile cumpanaggio, in grado di completare insieme al pane il ciclo culinario giornaliero. Il mangiare si evidenzia persino nei soprannomi siciliani, diversi dei quali racchiudono in sé una curiosa patina ironica, oltre che a essere notizie in più sugli individui a cui sono rivolti. Arancina coi peri, dicesi di persona grassa. Tori panella o saro stigliola, dicesi di persona particolarmente magra. Peppe cicoria, cola mangiatario, dicesi di persona ghiotta. Vanni cannolo, eccetera. Ci sono anche dei cognomi che riconducono in modo eloquente al cibo, probabilmente derivati da ingiurie: Gustapane, Cozzafava, Pappalardo, Gianformaggio, Mangiafico, Mangiarracina, Mangiapane. Il pensiero del mangiare è presente in quasi tutte le azioni del siculo, che puntuale lo ripropone anche davanti a un neonato pacioccone. L'affermazione è ormai tipica: che bello mu mangiasse. Davanti a individuo particolarmente in carne, il linguaggio assume una coloritura del tutto spontanea: minchia, ta mangia spisa. Al contrario, davanti a persona particolarmente magra, la frase utilizzata è persino carica d'affetto: e mangiatilla una fedde carne su vecchio. Insomma, colesterolo, trigliceridi, obesità non sembrano problemi di cui preoccuparsi
In Sicilia per questo non è mai morto nessuno, di Petit tu sì. Le medicine che non devono mai mancare a casa di un siciliano sono infatti Humalux, perché il siciliano non mangia, ma s'abbuffa, in alternativa alla biochietasi. L'obesità in Sicilia non è un problema, anzi è un modo per ostentare fierezza. Per il siculo le campagne contro l'obesità promosse dai media sono disinformazione. La panza, cilaio e milategno. Non è da tutti essere ingiuriati arancina coi pere, prodotto sacro del Sicilian Food. Le parole d'ordine sono sempre le stesse: futtirsi la spesa. È imbarazzante per lo stesso siculo sedersi a un ristorante di quelli cosiddetti fini, dove il mangiare è servito a pilio, ossia col contagocce. I locali che il siciliano predilige sono quelli più popolari, dove vi è l'usanza di passare dal tavolo a servire la stessa pietanza 2 o 3 volte. Solo in queste circostanze la frase "ca si mangiao buono" è d'obbligo, e per il sicolo significa mangiare assai. Il siciliano affascinante e contraddittorio, un ricco patrimonio linguistico capace di sbalordire per la sua bellezza e incuriosire per le sue incoerenze. Esaminiamo qualche caso che appare molto significativo. Muoviti! Esortazione a sbrigarsi, a non perdere tempo. Nell'agrigentino muoviti assume il significato opposto. Chi lo pronuncia esorta a stare fermi, a indugiare. Un caso simile riguarda il verbo abbirsare, che vuol dire aggiustare, sistemare, riparare, mettere in ordine. Nel siracusano la frase "s'abbirsao la macchina" vuol dire invece che l'automobile si è guastata. Un fatto analogo succede anche nella zona della Sicilia occidentale, quando si esclama un sintagma molto familiare: "abbirsate semo", ma nel senso di essere messi male. Poi vi sono delle circostanze in cui ciò che si enuncia è frutto di una tradizione linguistica appresa e trasmessa nella sua indefinibilità. La comunicazione del siculo è baggiana e passa dall'esaltazione di sé e dei luoghi in cui vive alla denigrazione di ciò che lo circonda. Divinizza e diffama con una semplicità disarmante. Per capire a fondo bisognerebbe introdursi all'interno della Sicilian Life, in cui gravita il siciliano doc. Sono essenzialmente le piccole cose quotidiane a fare di esso un esemplare unico. Ecco che un semplice mal di denti per il siculo diventa fittimucca. Il siciliano non segue la nomenclatura dentaria dell'italiano, ossia incisivi, canini, premolari e molari, ma ne fa anche in questo caso una contrazione, riducendo a 3 le categorie: dente, scagliuna e agni. Se l'italiano tira fuori i soldi, il siculo li ne esce. Già immagino la sua faccia pietosa nel vedere quel borsellino aperto mentre sfila delle banconote colorate che avrebbero dovuto rimanerci più a lungo, e invece vi innuriavolo e se li pigliavo. Per il siculo l'attesa è tremenda. Se qualcuno ritarda anche di soli 2 minuti a un appuntamento, egli dichiara con disinvoltura d'avere aspettato 3 ore. Il siculo, dopo un torto ricevuto, riesce perfino a essere così crudele da imprecare disgrazie di vario genere. T'avissi a venere a cacaredda nei casi migliori, maietta sangue tu cori nei casi più gravi. Ci sono delle circostanze in cui è talmente grave
il torto ricevuto che le eventuali reazioni al danno subito le consegna per mezzo raccomandata. Varicci quinnuto a topace. Il termine minchia è il più utilizzato, posto quasi sempre all'inizio di un colloquio, una colorita introduzione che può soltanto influenzare positivamente il dialogo occasionale. Minchia, la vedisti che bella da picciotta? Minchia, la vite. Parole, suoni e significati che arrivano dritti al cuore come la dolce melodia di una serenata che accarezza i sensi e ne ravviva i toni. Ogni termine pronunciato dal siculo è come una pennellata d'artista. Parlare in siciliano non è vergogna, ma una necessaria consuetudine per colorare la propria vita. Minchia, finivi. Grazie. Grazie Nino, grazie per questo tuo intervento, e con questo tuo intervento concludiamo